Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Il Friuli scosso da un nuovo femminicidio. Elisabetta Molaro, di 40 anni, è stata uccisa dal marito Paolo Castellani, di 44, la scorsa notte a Codroipo. L'uomo è stato fermato dai carabinieri in una zona di campagna. È stata trovata e posta sotto sequestro anche l'arma del delitto. Quando l'uomo ha ucciso la moglie, in casa si trovavano anche le due bambine della coppia di 8 e 5 anni. Stavano dormendo e non hanno assistito alla scena, sono state affidate ai nonni. Coordina le indagini affidate ai carabinieri il sostituto procuratore di Udine Claudia Finocchiaro. Ci colleghiamo in diretta con Alberto Comisso da Codroipo. Buongiorno da Codroipo, siamo in via delle Acacie, pochi passi dal centro dove questa notte si è verificato un omicidio, o meglio un femminicidio per mano del marito, un 44enne Paolo Castellani del posto, commesso in un negozio a Udine. Morta la moglie, colpita da diversi colpi di fendente. La vittima si chiamava Elisabetta Molaro, aveva 40 anni, lei una agente di assicurazioni, lavorava alla Cattolica Assicurazioni di Codroipo. Un delitto sul quale i carabinieri stanno cercando di fare chiarezza, soprattutto la procura di Udine ha aperto ovviamente un'indagine. Come dicevo, il tutto si è sviluppato alle 2 di questa notte, in preda forse ad un momento di follia. Il marito ha preso un coltello e proprio accoltellato nel sonno la moglie. La coppia, come forse si sta dicendo e si stava dicendo appunto in giro già da tempo, si stava separando. Lui non accettava la separazione, questo è stato praticamente l'epilogo. I figli erano in casa con loro, non hanno sentito nulla, sono stati momentaneamente affidati alla nonna materna. Il marito, dopo aver chiamato il 118, si è dileguato nei vicini campi. I carabinieri hanno cominciato le ricerche nella zona di Villa Manin e l'hanno trovato con gli stessi vestiti sporchi, intrisi di sangue, con i quali pochi istanti prima aveva accoltellato più volte la moglie. Le indagini, come detto, stanno proseguendo. Molta la costernazione, molto l'imbarazzo che si sta vivendo in queste ore in quel di Codroipo. Adesso vi lasciamo con alcune interviste raccolte sul campo, i vicini di casa, ma soprattutto anche chi ha vissuto queste ore di angoscia. Sono i nostri vicini, ma per me erano brave persone, li sentivo sempre parlare, le bimbe ridere, scherzare, mai sentito niente di strano, mai. Infatti sono scioccata veramente, mai sentito niente. Sono accorta che mi ha chiamata la mia titolare per dirmi: io non ho sentito niente, eppure ho le finestre aperte e non ho sentito niente di niente. Sabato hanno fatto la festa della bimba, una famiglia unita per me. Cioè, sono scioccata sinceramente. Sì, sono vicini, ma non è che li vedevamo spesso, giusto lì dalla rete. Due bambine spettacolari, ma tutti loro, tutte e due. Non ho parole, guarda. Cose che non si vorrebbero mai sentire, e soprattutto in un paese che sembra piccolo ma invece poi sembrano lontane queste notizie, invece poi le senti qua e rimani veramente male. Come la sta prendendo il paese, i cittadini, che cosa dicono? Ma sono tutti costernati perché, come dicevo, non ti aspetti che succedano così da vicino, no? Dici, come è successo anche di quella bambina che la mamma ha ucciso, dici vabbè, ma è lontano, non succedono mai, e rimani male perché dici ma cosa stiamo vivendo? E sono tutti che dicono che comunque questi 2 anni di pandemia Hanno cambiato un po' di cose. sì. Anche perché si dice una coppia affiattata, soprattutto lui e poi il dramma, è una cosa inspiegabile. Io non li conoscevo, ho sentito tramite un'amica che erano suoi pazienti che appunto sembrava lui molto, molto innamorato, poi non sappiamo. Una famiglia tranquilla, appunto, che non aveva dato in precedenza alcun segno di malessere. Così il sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, descrive la coppia al centro della tragedia. Il comune si attiverà per dare supporto alle figlie di 5 e 8 anni rimaste orfane di madre. Sindaco Marchetti, una tragedia enorme oggi ha colpito la città di Codroipo. Insomma, da sindaco cosa si sente di dire in questo momento? Beh, innanzitutto vicinanza alle famiglie, perché la tragedia è immane, che è una tragedia che ha scosso e scuoterà l'intera comunità di Codroipo, ma anche del Medio Friuli, che ha già assistito nel 2015
a un altro gravissimo femminicidio di una famiglia originaria di Codroipo ma residente a Basigliano, sempre un comune del Medio Friuli, un territorio che non dovrebbe e non è abituato a questo tipo di evenienze, cose che non ci saremmo mai aspettati nonostante una forte rete di servizi sociali e una forte rete di prevenzione. Ricordo che da oltre 11 anni che abbiamo attivo uno sportello antiviolenza che funziona e funziona molto bene proprio in collaborazione con i servizi sociali, col terzo settore, con le forze dell'ordine, che ringrazio anche per il pronto intervento di questa mattina in occasione di questa, ripeto, immane tragedia. Una coppia che pare fosse in crisi ma aveva già dato dei segnali? Assolutamente no, una coppia che non era attenzionata né dalle forze dell'ordine né dai nostri servizi sociali che, ripeto, hanno una rete attiva e presente sul territorio, quindi stiamo parlando di una normalissima coppia di persone per bene che vivevano del loro lavoro e che non avevano mai dato alcun segno che potesse far presagire una tragedia di questo tipo. Due persone di Codroipo, le conosceva in qualche modo? Io personalmente non le conoscevo e conosco dei loro amici, dei loro vicini di casa, insomma delle persone, però non la classica coppia conosciuta da tutti, ma anzi una coppia che viveva del loro e che non amava apparire. Ci sono due bambine piccole rimaste orfane di madre adesso da tutelare, insomma c'è la rete familiare ma ci siete anche voi. Questa è stata la prima preoccupazione di questa mattina. Appena avuta questa notizia ho chiamato la responsabile del servizio sociale dei comuni dell'ambito proprio per occuparci immediatamente dei minori. Fortunatamente c'è una rete familiare che era già intervenuta, ma il comune e, ripeto, i servizi sociali di ambito sono già attenzionati e già di prima mattina erano stati allertati perché il nostro primo pensiero va appunto ai minori che rimangono in una situazione di estrema fragilità. Rimaniamo ancora sulla cronaca. Si incammina, come era solito, verso la fonte di Aghe Pradis per fare scorta d'acqua, ma precipita e muore. Il corpo di un uomo di 72 anni di Tolmezzo è stato trovato la notte scorsa a Verzegnis dai tecnici della stazione del soccorso alpino di Fornia Voltri, che erano sulle sue tracce, allertati per il mancato rientro da una breve escursione. A dare l'allarme sono stati i familiari. L'uomo era uscito di casa alle 18 di ieri senza più rientrare. Alle ricerche hanno preso parte anche i vigili del fuoco, la Guardia di Finanza, Comunità Cinofila da Udine, l'ambulanza e l'elisoccorso notturno. L'uomo era diretto alla fonte di Aghe Pradis dove era solito recarsi per fare scorta d'acqua. Nel bagagliaio dell'auto sono state ritrovate alcune bottiglie vuote. Il corpo è stato avvistato attorno alle 2 nei pressi del ciglio di un salto di roccia da cui è precipitato. Il recupero della salma è stato complesso e laborioso attraverso l'utilizzo di corde per raggiungere il greto del tagliamento. E sono usciti dall'automobile poco prima che la stessa venisse avvolta dalle fiamme. Sono salve, seppure con qualche ferita e contusione, le 5 persone che viaggiavano a bordo di una vettura uscita fuori strada a Chions. Il mezzo, per causa in corso di accertamento, è precipitato nel fosso che costeggia la strada. Subito dopo ha preso fuoco, venendo avvolto dalle fiamme. Dopo l'allarme sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Pordenone. 3 le persone trasportate in ospedale, un ferito lieve è stato portato al pronto soccorso di San Vito al Tagliamento, una seconda persona all'ospedale di Pordenone e la terza, la più grave, è stata trasferita con l'elisoccorso regionale al Santa Maria della Misericordia di Udine. Senza conseguenze invece 2 degli altri occupanti. Passiamo al bollettino sulla pandemia. Oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 4.623 test e tamponi, sono state riscontrate 763 positività al Covid-19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 93. Oggi si registra il decesso di una persona a Pordenone. Cambiamo pagina. È in corso a Cividale lo sciopero dei lavoratori di Faber Silenders. L'avvertenza riguarda il rinnovo dei premi aziendali. Vediamo. Rinnovare il contratto di secondo livello per metalmeccanici alzando anziché abbassando il cosiddetto salario variabile. E questa è la richiesta dei dipendenti della Faber di Cividale che da questa mattina sono in sciopero davanti alla sede dell'azienda. Un centinaio circa lavoratori a comporre il presidio, sostenuti dai rappresentanti di FIOM CGIL e FIM CISL. Il salario per obiettivi, il salario variabile, fa parte di un pezzo importante della retribuzione dei lavoratori di Faber, che possiamo dire che nominalmente può arrivare anche oltre i 3.000 euro all'anno,
e l'azienda con le sue proposte punta a ridurlo e a renderlo più precario. È evidente che in un contesto come quello attuale, dove appunto c'è un tema salariale che incombe nel nostro paese, l'inflazione che galoppa, che comunque erode quello che è il potere d'acquisto dei lavoratori e delle famiglie italiane, friulane in questo caso, non possiamo assolutamente cedere davanti a delle posizioni di questo tipo che risultano fuori contesto completamente. Nessuna dichiarazione da parte dell'azienda, che la settimana prossima festeggerà i 50 anni di attività nel settore delle bombole a gas. Lo scorso marzo la dirigenza aveva chiesto al governo interventi tempestivi per contrastare la crisi energetica derivante dallo scoppio del conflitto ucraino. In chiusura allo sport parliamo di basket, sconfitta amara ieri per la Web Gesteco in gara 2 della finale playoff contro Vigevano, che vincendo 67-69 si porta sull'1-1 e adesso la truppa di Pillastrini è attesa da 2 gare in Lombardia. La Web Gesteco perde di misura gara 2 della finale playoff per la promozione in A2. Al Pala Gesteco, davanti a 1750 tifosi, gli ospiti si aggiudicano il match per 67-69, violando l'impianto udinese in cui nessun avversario era più passato dal 17 aprile 2021. Friulani condannati dagli episodi, ma va precisato che i lombardi non hanno rubato nulla. Alla Web Gesteco resta strozzato in gola l'urlo di gioia quando sul 67-68, a 5 secondi dal gong, la conclusione di Battistini a 1 metro dal ferro è cortissima. Gara 2 si apre con Battistini che segna 8 punti consecutivi e in aggiunta a una tripla di Moua dalla Web Gesteco l'11-2 al secondo minuto. Vigevano va avanti per la prima volta sul 17-18 al nono. Capitanchiera risponde, però gli ospiti hanno la bravura di controbattere, sempre, colpo su colpo. Ma al 37esimo si è sul 62-62. Peroni spezza l'equilibrio, Rossi riporta in vantaggio gli ospiti a cronometro fermo 65-67 a meno 52 secondi. Battistini pareggia indisturbato 67-67 a 37 secondi. Ancora Rossi 67-68 a meno 15. È il punticino decisivo. Vigevano va sull'1-1 con le prossime 2 gare da giocare in casa venerdì alle 21 e domenica alle 18. Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordo tra poco l'appuntamento con gli approfondimenti di A voi la linea. Buon pomeriggio.